Amici di Storia, buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati. Eccoci qua, sono esattamente le 7:02, puntualissimi come sempre, ormai con il nostro programma che va in diretta, come sapete, tutti quanti giovedì sera, sul canale 90 di DTV e sul canale 17 per quanto riguarda appunto la zona di Imola e tutta quanta la Romagna, nonché il canale 214 per tutto quanto il territorio regionale, non solo, perché arriviamo un pochino fuori anche dalle regioni dell'Emilia Romagna. Bene, altra puntatona questa sera perché insomma abbiamo degli ospiti molto interessanti. Come sapete voi andiamo sempre a cercare quello che è un po' più di particolare sul nostro territorio. Abbiamo due scrittori che hanno due libri molto interessanti da presentare. Avremo una moto d'epoca, una marca di una moto d'epoca che è stata un esempio dell'industria italiana ai primi anni della seconda guerra mondiale, quindi veramente storica. Poi naturalmente tanti ospiti, parleremo con un'associazione sportiva qui del nostro territorio, insomma di football americano che l'abbiamo qua in casa, quindi puntatona frizzante a tutti quanti gli effetti. Come sono frizzanti i miei amici che sono qua di fianco a me. Il duo De Bastamò più uno se ce la fa. Come va? Tutto bene ragazzi? Tutto bene dal mezzo in su. Dal mezzo in su tutto bene, mezzo in giù un pochino più critica la situazione. Allora ragazzi, io so che voi stanno fioccando le date, avete un calendario strepitoso, vi stanno cercando ovunque. No, prima, non sto scherzando, vero? Per esempio, quante domeniche, quante date avete già in calendario? Vuoi dircela? La festa del cinghiale Zattaglia, la domenica, sì, pomeriggio. Sì. Poi questa volta vi diremo la data. Ah, ok, quindi un pochino, avete solo quella? Sì, la più importante. La più importante. Bene, questa sera ci presentate come stacchetto iniziale, Nicola? Allora, questa sera facciamo Amor mio non piangere, no, non Canto delle Mondine. Canto delle Mondine. Ridere, allora, Canto delle Mondine. Cosa hai detto? Ma noi vogliamo ridere, la canzone dice... per fortuna che non canti, perché non si capisce una mazza quello che dici. Ok, esatto. Perfetto. La canzone delle Mondine, per fortuna che non canti, no? Per fortuna che non... Io non canto. Canzone delle Mondine, il duo De Bastamò più uno se ce la fa, eccoli qua, sul cappello, Nicola, per favore. Zan, zan. Eccolo qua, il canto delle Mondine, che meraviglia, bravo, eh? Le Mondine sono della tua epoca, vero? Sì, anche un po'. No, anche prima. dopo, anche dopo. Prima. No, sì, prima te delle Mondine, sì. Solo che la differenza è che tu sei ancora qua e loro ormai d'altra parte. Cioè, qualcuno le ho mondate. Poverino, le ho mandate, è un tenero bambino, un tenero bambino. Vi ricordo le serate al Circolo Sersanti di Imola in Piazza Matteotti 8, Piazza Matteotti 8, perché 8, d'altra parte, sì. Piazza Matteotti 8, venerdì 22 aprile alle ore 22, Jazz al Sersanti, Alessia Obino, Cors Das, quindi un appuntamento molto importante, oltre naturalmente alle varie cene, festeggiamenti che ci sono tutta quanta la settimana. Fate riferimento al sito internet per sapere appunto gli appuntamenti del Circolo Sersanti. Io mi trasferisco da tanta gente più bella di voi, vi lascio qua da soli e vado subito a conoscere la nostra Frida. Oh là là. Buonasera, ciao Frida, ciao, come Mauri. stai? Bene. Hai visto che meraviglia? Sono scatenati, abbiamo parlato di Mondine stasera. Sì, stasera sono molto cariche, più cariche della settimana scorsa. Beh, si vede che mi fa bene stare qua, poi hai visto che stanno arrivando le date, hai visto quante ne hanno? Sì. Bene, allora Frida, vogliamo subito ringraziare i nostri sponsor. Sì, ringraziamo Contrasti Parrucchieri per quanto riguarda sempre l'acconciatura, poi tu non noti mai niente, ma mi sono anche fatta la frangia, Maurizio. Ma dai, che meraviglia. Veramente, guarda, veramente meravigliosa, sta benissimo. Se ne è accorto anche Vincenzo. Anche Vincenzo, guarda che bella, guarda che bel primo piano che sei, non sembri neanche te per quello. No, dico no, bellissimo, stai veramente molto bene. Cattivo. Prego, allora ringraziamo e poi ringraziamo i Twin, salutiamo le ragazze. Ragazzi, vi aspettiamo prima della fine della stagione, vogliamo qua in studio per salutarci, per far vedere anche di persona come siete, vero? Esatto. Allora, se tu hai un secondo ancora, visto che io ho presentato il duo De Bastamò, che rappresentano un po', se vogliamo, la nostra, il passato, esatto. Se vogliamo d'altra parte, vado a conoscere il futuro, vado a salutare tre ragazze deliziose che questa sera sono di nuovo con noi. Eravamo un po' gelosi, devo dire, perché so che avete fatto trasferte in altre emittenti televisive, ma adesso vediamo tutte quante qua per noi, mi raccomando. Ciao Maurizio. Ciao ragazze. Ciao. Buonasera. Come va? Tutto bene? Tutto bene. Avete delle novità importanti da comunicarci, visto che ci siete mancati una settimana, so che succedono tante cose. In questa settimana abbiamo ricevuto una bella notizia, possiamo dire che parteciperemo
parteciperemo come cantanti alla serata degli 800 anni della fondazione di Casola Valsenio. Grande! Vi ha invitato il sindaco, il vice sindaco? Vice sindaco, sindaco, esatto. Bene, un invito spontaneo, perché noi erano almeno 4 settimane che ricordavamo al vice sindaco l'invito. Bene, è arrivato l'invito. È arrivato. Ragazzi, da casa andateli a vedere, hanno un repertorio bellissimo, circa un'oretta, un'ora e 20 di spettacolo, tutto quanto ambientato, diciamo, quella che voi rappresentate, la musica degli anni 30, 40, 50, quel genere lì, vero? Esattamente. Bene, bravi. Questa sera ci farete vedere, Marta? Ma dunque... No, Marta sì, a prescindere, ok? In the Road Jack. In the Road Jack. E poi, sempre rimanendo negli anni 50-60, Supremes, Where Did Our Love Go? Olè! La conoscono anche il duo De Bastamo, Supreme What's the Way You Get More. Oh yes! È vero Vincenzo, Supreme, te ti scappa la protesi. Frida, vuoi presentare i nostri ospiti? Sì, allora, c'è Vai, Vincenzo che sì, parla. tranquillo, non dargli corda, se no... Salutiamo tutti i nostri ospiti, allora benvenuti, siamo in compagnia del signor Franco Bega, ben arrivato, imprenditore e collezionista, come anticipato prima, di Moto Sertum. Buonasera, e in compagnia di 2 scrittori, Matteo Bianchi, ben arrivato, e Massimo Padua. Ciao Massimo. Ciao. Bene, salve ragazzi, ben arrivati. Allora, cominciamo subito. A me incuriosisce subito parlare di... noi molte volte abbiamo parlato nel nostro programma di aziende importanti, aziende leader, aziende che comunque sono, se vogliamo, l'eccellenza del nostro territorio. Ecco, Franco Bega è un imprenditore di una ditta, la Ital Stamp di San Lazzaro. Da quanti anni, Franco? 30 anni. 30 anni che hai questa azienda e vi occupate di stampi, vero? Stampi. Stampi Sì. che, se vediamo lì davanti, iniziano con delle macchinine, modellini, i classici modellini che compravamo in negozio, e sono questi modellini che vediamo qui davanti sul tavolino. Esatto. Okay. Sì. Quindi inizia inizia il tuo lavoro con stampi per modellismo, diciamo così, da collezione. Da collezione. Da collezione, sì. Attività che porti avanti da 35 anni. Sì, ultimamente abbiamo cambiato in quanto il modellismo adesso è un po' fermo. Ah, ok, è un quindi po' fermo. vi siete spostati. Ci siamo spostati su altri articoli. Però sempre stampi per per articoli tecnici. Articoli tecnici, perfetto. Bene, però nel tuo cuore c'è sempre stata una passione innata che è quella della moto. Della moto, sì. Della moto non solo inteso come moto da strada, perché tu sei anche un motociclista, ma intesa anche come moto da collezionista. Certo. Io ho scoperto con te una casa motociclistica che ha fatto parte della storia, tu mi raccontavi, che è la Sertum. La Sertum, sì. Vogliamo dire velocemente la storia di questa casa motociclistica? Più o meno l'anno era? L'anno è il 32, 1932. Sì. Ecco, quindi intanto vediamo la tua collezione di moto. Sì, tu sei un sì, collezionista, hai sì. quasi tutti i modelli Quasi originali. tutti i modelli, esatto. Sì, Sono bellissime. questa casa è nata nel 32 dall'ingegner Fausto Alberti, che era una ditta che faceva componenti per aeronautica. Addirittura. Sì, con lo suocero si è portato sulla motocicletta ed ebbe subito, con la prima motocicletta che era un 175, ebbe subito una grande, diciamo così, impatto su questo mondo motociclistico. Dico subito che fece un 175 cc. Che tra l'altro è quello che abbiamo qui nel questo è il modello sportivo. Ah, questo è quello sportivo. Questo è il modello corse. 175 cc, il primo nato era una moto, diciamo così, per turismo, per appassionati motociclisti di turismo. Poi da questa moto ne nacquero molti altri modelli e dico che diciamo così, questa casa motociclistica Sertum, il nome Sertum vuol dire corona in latino. Sì. E faceva parte della pentarchia che erano le 5 sorelle motociclistiche. Ecco, che possiamo dirlo intanto. Era la moto Guzzi, la moto Gilera, la moto Benelli, la moto Bianchi e la moto Sertum. Queste 5 realtà motocicliste italiane erano le più blasonate in questo periodo. Ti chiedo una cosa, perché nei nostri cuori, nei cuori di tutti, anche insomma, dei più giovani, Benelli, Guzzi, sono rimaste nella voce, sì. E la Sertum è così andata la Sertum un pochino... purtroppo a cavallo del 1951 ebbe, diciamo così, un destino un po' drastico, in quanto fece motociclette per l'Argentina e qui successe un po' una cosa abbastanza strana, che queste motociclette non furono ritirate dall'Argentina ed erano motociclette, diciamo così, militari.
E la ditta, tra queste motociclette che non vedete e diciamo così il periodo, che era un periodo no per il motociclismo italiano, il 51 e il 52, fallì. Ci rimase in mezzo, come si dice in gergo. Sì, fallì. Ricordo solo che questa ditta, Sertum, faceva motociclette e per un ventennio ha vinto tutto quello che c'era da vincere nella regolarità. Fermati lì che dopo approfondiamo il discorso Sertum. Ci fermiamo un attimo. Perché parliamo un pochino di libri. Sì. Altro che, ragazzi, voi la conoscevate la Sertum? scrittori. No, io poi sono assolutamente ignorante in materia di moto, eccetera, quindi... Idem. Lì siamo, Però sono curioso, ecco. sono i non è tempi che- di Ariosto. Direi. Infatti c'era un silenzio, tutti che ascoltavamo. Siamo ai tempi di Ariosto, quindi. Matteo Bianchi, scrittore di Ferrara, laureato in lettere moderne, oggi studia filologia moderna e contemporanea presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Ho finito anche quello. Hai finito anche questo, quindi insomma sei giovanissimo, però hai comunque un curriculum alle spalle di tutto rispetto, insomma hai pubblicato raccolte poesie in bicicletta, Fischi di Merlo, e poi naturalmente oltre alle altri testi sono apparsi su alcune antologie, oltre alle nazioni, la giusta collera, in questo margine di varietà, insomma tantissime cose, hai fatto tantissime cose. Ecco, io ti abbiamo invitato qua perché oltre a presentare il tuo libro, che a breve presenteremo, tu stai portando avanti un progetto con il comune di Ferrara, un progetto per conto di Ariosto, che non è un assessore locale che si chiama Ariosto, che per conto suo porti avanti il progetto, ma Lodovico Ariosto. Parliamo di questo progetto che insomma porterete avanti assieme al comune. Ma sostanzialmente, come dice già il nome, per conto di Ariosto, che è il nostro hashtag, fingiamo oppure immaginiamo, per rimanere nell'immaginifico, di lavorare per il poeta, per lavorare di Ariosto, come se Ariosto fosse un autore contemporaneo al nostro pari, esordiente, quindi che cerca di emergere con il suo capolavoro. E quindi abbiamo costruito questa sorta di piano editoriale, come fossimo il suo ufficio stampa, per lanciarlo. Abbiamo trovato una persona che assomiglia paurosamente davvero? sì, che un clone. Un clone che è Matteo Pedrini, il cantautore Matteo Pedrini, più o meno coetaneo dell'Ariosto, un po' più giovane in realtà, perché Ariosto pubblica la prima edizione dell'Orlando Furioso a 42 anni, domani. Cioè, domani ricorrono i 500 anni in tutto il mondo, il 22 aprile. Il Ariosto è stato tenuto a battesimo da Vincenzo, era stato suo padrino Vincenzo. No, prego, scusami Matteo, perdonami. E niente, quindi da domani iniziamo una serie di iniziative, di incontri con il pubblico in piazza, cercando di attualizzare i temi del poema. Cioè abbiamo un Ariosto in carne ed ossa che va in mezzo alla gente, in giro per la città, a discutere del poema stesso, rendendolo attuale. Certo. Io so che tu sei un esperto di Ariosto al 100%, ma Ariosto con Ferrara, che nesso c'è? Perché lui nasce a Reggio, sì, vero? lui nasce a Reggio Emilia, però poi segue il padre, quindi segue la famiglia in tenera età e cresce intorno alla corte estense, cresce dentro la corte estense e viene influenzato dal nostro ambiente culturale. Quindi di fatto Ariosto comincia come chiunque altro, come un signor nessuno, ma diventa un best seller del tempo. Diventa un best seller del tempo perché struttura il suo linguaggio, pulisce il suo linguaggio e i temi, le immagini del suo poema per la corte e quindi per l'ambiente cortigiano. Cioè aveva un target sia linguistico che di argomentazione. E invece Massimo, presentiamo anche Massimo Padua, scrittore, anche tu. Massimo, sei nato a Ravenna nel 72, se si può dire. Da piccolo 82, non scherzo, 72. Da piccolo sognavi di diventare un archeologo, da adolescente un pittore, poi ti sei ritrovato a diventare un cantante di piano bar e per qualche anno attore teatrale presso alcune compagnie. Sì. Oggi sei uno scrittore. Come è stato il percorso? Come mai? Non mi manca solo di fare il ballerino, dicevo prima. Hai sparato nel mucchio. Non ho più né l'età e tanto meno il fisico, quindi...
No, diciamo che sì, mi sono prestato a diverse forme artistiche, però in realtà, scherzi a parte, la cosa che davvero mi ha sempre fatto sentire un po' più vivo è stata sempre la scrittura. La scrittura comunque che non necessariamente approda alla pubblicazione, insomma non sono di quegli autori che a tutti i costi devono pubblicare. Tu nel corso degli anni, tra l'altro, non hai mai smesso di scrivere comunque. No, ho sempre scritto e ho sempre avuto delle idee, per cui insomma... E poi c'è anche un aneddoto particolare, tu avevi un po' paura, avevi il terrore Sì. Nei confronti dell'editoria, l'hai superato? Sì, quando a 33 anni, dopo diversi romanzi chiusi rigorosamente nel cassetto, anche oggi, ho deciso di partecipare a un concorso, le prime opere a Prima Città di Ravenna per l'editore Fernandel, e ho scritto di sana pianta un romanzo dal titolo La luce blu delle margherite. Fortunatamente ho vinto quel premio e da lì diciamo che sono riuscito a entrare da una porta nell'ambiente, però insomma senza... Questa è la dimostrazione insomma, che chi osa, insomma, esatto. prima o poi insomma, la gocciolina sfonda Sì, la anche roccia. perché avevo 33 anni, ho detto se non lo faccio adesso... Ma Massimo, La luce blu delle margherite, di che cosa parla? La luce blu delle margherite è stato un romanzo che ho scritto in brevissimo tempo e mentre lo scrivevo mi sono accorto che in realtà stavo un po' parlando di me, è un romanzo insomma, vagamente autobiografico, però con forti connotazioni anche fantastiche. E anche alcune cose invece che hanno a che fare anche con la città di Ravenna, insomma è un romanzo che mi è costato molto sacrificio scrivere, anche perché mi sono un po' messo a nudo, tanto più che non pensavo di vincere, non pensavo assolutamente che questo romanzo venisse pubblicato e avesse anche un discreto successo, perché è andato esaurito. Quindi probabilmente è uscito. stato scritto di getto e quindi... Sì, sì. Massimo, tu hai un curriculum veramente interessante di produzioni, l'eco delle conchiglie di vetro, l'ipotetica assenza delle ombre, si sta facendo il buio, a un passo dalla luna piena, con pelle di spine, sono tantissimi titoli. Sì. L'ultimo nato ce l'hai qui con te, Sì. Attitudine alla notte. Yes. Di cosa parla questo? Attitudine alla notte è un romanzo... Puoi girarlo che lo facciamo sì. vedere, guarda intanto, facciamo vedere Tutto bagnato, qua le il mani sudate. No, tranquillo, tranquillo. Attitudine alla notte è un romanzo gotico, diciamo, un thriller gotico, un genere che non avevo mai affrontato in maniera così importante come in questo romanzo. Diciamo che era un'idea che mi ronzava in testa da tempo, però preso da altre cose, da altri romanzi, appunto da altre uscite, ho sempre lasciato un po' in un angolino. L'anno scorso invece l'ho ripreso, ho rielaborato l'idea che avevo e ho trovato quasi subito un editore. Come ti è venuta l'ispirazione di questo libro, questo testo? Guarda, in realtà io non so mai rispondere a questa domanda, perché se lo sapessi probabilmente, se lo scoprissi probabilmente non mi verrebbero più le idee. Diciamo, mi piace rispondere sempre così, ossia che dormo poco, faccio spesso incubi e se mangio pesante la sera, di notte sogno i prossimi 3-4 romanzi, quindi sono idee che nascono soprattutto da sogni, da intuizioni. Quindi se tu hai attitudine nella notte, Matteo Bianchi invece è un po' più comodo perché lui sta dall'altra metà del letto. Di cosa parla questo libro? Lui è poetico. Lui è un po' più poetico. Sì. Beh, l'altra metà del letto che... No, non possiamo farlo vedere. L'altra metà del letto è un libro di poesie. Del letto? Ok. È la L. Ferrarese. Sì, come Ludovico. Infatti ci sta. C'è Ecco il nesso è con il Ferrari. nesso. Sì, sì. Guarda Matteo, è Va bene, cattivissimo. Cosa parla Quindi- questo della metà la metà del letto di Matteo Bianchi? Ma sono poesie, vero? Sono poesie, sono più di 100 poesie ed è fondamentalmente un viaggio alla ricerca della femminilità, cioè femminilità coniugata in tanti rapporti, quindi l'amica, una storia d'amore finita, Ferrara oltretutto nel 2012 che come ricordiamo per tutti non è stato un bel anno, ma anche Venezia negli anni universitari, o comunque ho lavorato per un'atelier a Venezia, quindi mi ha coinvolto molto, poi la spiritualità, la passione fino anche alla fine, cioè alla scomparsa di una persona. Hai una poesia veloce da 10 infatti, secondi volevo da chiedere leggerci se un ci attimo così leggevi veloce da... qualcosa. Va bene. Trovata, casualmente. Ecco, prego, vai, che abbiamo veramente 2 minuti. Tu sei i miei secondi e vorresti sentire
io ci sarò per sempre? A prescindere da ciò che siamo adesso, nonostante i sentimenti, io per sempre non lo so dire, e nemmeno tu. Noi non lo sappiamo dire, non perché non l'abbiamo imparato, proprio perché non lo si impara. Bella, complimenti, bella, molto toccante, bravo Matteo. Il libro è già uscito, vero? Sì, è uscito circa un anno fa. Un anno fa, lo troviamo ancora nelle librerie. Lo troviamo ancora nelle È librerie. anche in versione ebook oppure no, solo cartacea? È in versione solo cartacea. Ok. Bene, quindi l'altra metà del letto per quanto riguarda Matteo Bianchi, scrittore. Andate a vedere anche l'evento che ricorrerà appunto a Ferrara. Vogliamo dire la data? La prima data è il 30 aprile. 30 aprile, quindi Quindi imminente. la prossima settimana, la libreria IBS di Piazza Trento Trieste, quindi siamo in centro, pieno centro, Palazzo San Crispino. Perfetto, vuoi dire i suoi contatti? Sì. Così? Allora, contatto è Facebook, giusto? Matteo Bianchi, trovate tutte le informazioni che vi servono. Mentre Massimo, che ha più attitudine alla notte, visto che sogna incubi alla notte, quindi il tuo libro lo troviamo naturalmente in libreria. Sì, vero? sì, è uscito, infatti, devo vendere un po' a letto. Con ovvietà. Massimo, hai anche un altro libro già? Hai un'idea che stai per sfornare? Dunque ho scritto un romanzo per ragazzi, perché a me piace spaziare un po' nei vari generi, che è in cerca di editori, insomma un po' in giro, adesso spero di avere buone notizie. Mandiamo anche un messaggio a casa, così se qualcuno vuole... E ho anche un altro romanzo, anche questo vagamente thriller. Bellissimo sentire questi scrittori che partoriscono poi dal nulla, così. testi, bene, quindi i suoi contatti? Sui contatti sempre Facebook Massimo Padua, mi raccomando, cerchiamo l'editore anche per questo libro. Noi salutiamo i nostri due scrittori, Teniamo qui diamo un in il bocca al signor lupo, Franco teniamo con qui noi Franco per perché dopo. poi approfondiremo per quanto riguarda la Sertum, la moto, e adesso che facciamo? Andiamo ad ascoltarci prima della pubblicità, perché sapete che abbiamo sempre quello stacchettino pubblicitario, ci andiamo ad ascoltare un pezzo che ti faccio ripetere. Sì, certo. Io becco sempre te perché sei la prima della fila. Sì, no, ma... tanto mi faccio dall'altra parte. Esatto. Questo qui presentiamo Hit the Road Jack. Hit the Road Jack. Ray Charles. Ray Charles. Hit the Road Jack, le semicrome, versione anni 50, 60, 50, 60, bene. Poi ci vediamo subito dopo la pubblicità. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I better pack up my things and go. That's right. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Now baby listen baby, don't treat me this way, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you're good, cause it's understood. You ain't got no money, just ain't no good. Well I guess if you say so, I dare to pack my things and go. That's right. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. 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 Eccole qua, le semicrome, brave, belle, complimenti. Grazie mille. Ricordiamo velocemente, se vi vogliamo vedere con Esatto, tutto il vostro concertone, ragazzi, parlate anche voi, Esatto. Ilaria, Allora, Benedetta. potete seguirci sulla pagina Facebook, Le Semicrome. E prossimo appuntamento agli 800 anni di Casola, quindi il 18 giugno o 17 Beh, insomma, giugno. Esatto, c'è ancora un po' in fase di ancora un po' definizione. Esatto. Insomma. Benissimo, insomma. Se no giovedì prossimo. Se no, naturalmente tutti quanti giovedì sera con noi qui su DTV a Storie. Noi ci vediamo subito dopo.
Eccolo qua, il duo De Bastamò di rientro dal nostro momento pubblicitario col pezzo delle mondine. Ripeti il titolo, l'hai imparato? Amor mio, non piangere. No, non piango, perfetto. Amor mio, non piangere, benissimo. Domenico, frase della settimana. Questa sera è un po' difficile, mi sa, eh? Vuoi il microfono? No. Ce l'ha. Bene. Frase in? Latino. Latino. Questa è una persona che sa tante lingue, lui. Latinum. Bene. Amicus certus in re incerta cernitur. Quindi? Quindi Tradotto, via, veloce, c'è scritto sotto. l'amico certo si riconosce nella sorte avversa, cioè nel bisogno. Nel bisogno. Oh, bello. Questo l'ha scritto, vogliamo anche sapere chi l'ha scritto? Quanta roba. Ennio. Chi è? Tuo amico? Ne ho, Casola? sì. È di Casola o di Castel Bolognese? Ennio, un poeta latino del momento dell'epoca romana, no? Vero? Sì, Perfetto. sì. Quindi Lo l'amico dici te? vero si conosce? Nel momento del bisogno. Nel momento del bisogno, che è il bisogno nel senso d'aiuto, vero? Non bisogno in quel senso di bisogno. Perfetto. Benissimo. Hai capito, Frida? L'amico certum se riconoscem nel bisognum. Esatto. Bene, Allora, eccoci aspetta qua. che Vuoi prendo... presentare i nuovi ospiti Sì. che hanno dato il cambio? Prendiamo il gelato perché ci sono prendiamo il ospiti gelato, che diamo sono il gelato senza... anche ce l'hai a anche tu, Matteo, bene, sì, perfetto, perfetto. Allora, benissimo. è entrato Matteo Bega, ben arrivato Matteo. Bega, che è il figlio poi di Franco, che era qua già ospite con noi in studio prima. E poi siamo in compagnia della squadra di football femminile, ben arrivati a tutti. Siamo in compagnia di Broncos, le Romagnole. Di fianco a te c'è Nicolò Giulio, ben arrivato, che l'avevamo già visto tra l'altro in altre occasioni perché è anche giocatore e dirigente della squadra maschile. E siamo in compagnia anche di Max, che è allenatore della squadra femminile insieme a Nicolò. Squadra femminile che naturalmente notate anche le femmine che ci sono qua E dietro. ci sono anche i ragazzi. Ci sono anche i ragazzi, certo. non solo la squadra femminile, ma abbiamo anche le femminucce, no scherziamo, sai che la squadra maschile perché insomma diciamo la squadra c'ha sia quella femminile che quella naturalmente Esatto. maschile. Allora Franco, parliamo un attimino, andiamo a approfondire il discorso su questa Sertum, questa casa motociclista. Tu sei stato fonte di ispirazione anche per tantissimi libri, perché diciamo in Italia quanti siete i collezionisti Ma di questa? pochissimi. Presumo di essere il più grosso come sertumista, ecco. Ecco, sertumista. Sertumista. Ecco, tu sei stato naturalmente, facciamo vedere tantissimi libri, Sì. poi sei stato fonte di ispirazione naturalmente, come dicevo prima, Moto Sertum, addirittura scritto da Mario Colombo, personaggio giornalista naturalmente molto importante per quanto riguarda le moto d'epoca, e ti chiedo, questa casa motociclistica nasce come casa costruttrice di biciclette anche, vero? Sì, questa casa è nata, diciamo così, il nome Sertum era lo suocero dell'ingegner Fausto Alberti, che praticamente aveva una fabbrica di biciclette e queste biciclette si chiamavano Sertum. Cambia il marchio, la scritta è la stessa, ma il marchio cambia, da corona d'alloro passa a corona reale nella moto. Per cui negli anni, come ho detto prima, negli anni 32 e 33 hanno ispirato questa moto e da questa moto ne sono successe altre, tra i quali un 500 bicilindrico, che è stato il primo bicilindrico italiano fronte marcia. È una moto, diciamo così, molto tecnica per quanto concerne, diciamo così, la data, che è una moto che risale al 34-35 e, diciamo così, era nata anche come moto per trasportare il carrozzino laterale, per il quale, sì, il sidecar, che all'epoca si chiamava carrozzino, carrozzino laterale. E questa moto, diciamo così, era una moto abbastanza potente, per il quale poteva viaggiare anche a una velocità molto importante, con il carrozzino che arrivava sui 110-120 km/h. Sì, era una moto abbastanza importante per quel periodo. Ecco, io ho accennato il discorso bicicletta perché comunque già la bicicletta, non è una semplice fabbrica di biciclette, erano già avanti anni luce, perché una delle caratteristiche della Sertum, da quello che mi sembra di capire, di percepire, di aver anche visto diciamo nella storia di questa azienda, era la qualità. La qualità, quindi sì. è la tecnologia, perché Sì. anche nella bicicletta si parlava di una bicicletta già con il cambio. Sì, ed infatti queste biciclette uscirono subito col cambio ed avevano addirittura anche il manubrio in bronzo, che era una, diciamo così, una rarità. Certo. È una bicicletta, diciamo così, con tutti i crismi per essere anche una bicicletta sportiva.
e lo fa vedere con il cambio, Certo. anche sulle biciclette, diciamo così, da donna, Sì. avevano il cambio. E diciamo così, era una bicicletta che per l'epoca era molto costosa, era molto costosa, e appunto lo suocero, che si chiamava Enrico Gnesutta, cosa fece? Fece con l'ingegnere, il marito di sua figlia, fece questa ditta, e dico che per 20 anni fu un'azienda molto importante nel campo della regolarità e nel campo anche da corsa. Io ho una curiosità. Allora, Matteo, ma questa passione tuo papà te l'ha trasmessa in modo molto tranquillo e sereno, oppure un po' ti ci sei trovato? No, non sono forzato in nulla e ho la fortuna che... Ma come no? Ti ho visto legato alle moto alla sera con la ciotolina che mangiavi. No, non sono forzato. Sono fortunato di avere un genitore appassionato di moto, per cui... Tieni il microfono vicino così per cui sento. non posso dire niente, in quanto... È un mondo che ti piace. Sì, è un divertimento, Beh, insomma, una passione. motociclista, sei motociclista anche Sì, te. è una cosa un po' magari diversa sulle moto d'epoca, perché adesso ormai diciamo il giovane non segue più la moto d'epoca, però sono stato fortunato, sono stato tirato su fin da piccolo con le moto d'epoca, per cui Un pochino c'è qualcosa. ho preso nel anch'io DNA, questa insomma, passione, certo, diciamo. certo. Ecco, però hai preso anche la passione dell'azienda, perché tu sarai poi il proseguio Sì, della Ital Stamp sì, di San Lazzaro. faccio anch'io parte della Ital Stamp e sono più o meno una quindicina d'anni che lavoro all'interno Certo. dell'azienda che ha creato mio padre. Che cosa fa la vostra azienda? La nostra azienda, noi ci occupiamo di progettazione e costruzione stampi per materie plastiche, sia stampi per quanto riguarda la materia plastica, qualunque tipologia di materia plastica, sia anche la pressofusione, per cui legate a materiali più tecnici, che sono materiali metallici come la zama. Ok. Bene, materiali più tecnici, e di più tecnico del football americano credo che non ci sia niente al mondo, vero? Guarda che due coach che abbiamo qua, come va? Max, com'è allenare ste donne? Sacrificio, ci stai. Ma tu l'anno scorso, io mi ricordo. Poi per questo Nicolò, ragazzone guarda, qua, mi sembra proprio... Nicolò, dovete sapere che l'anno scorso, se ve lo ricordate, naturalmente che tu giochi ancora poi col football americano. Gioco anche con la maschile. Ok, gioco con la maschile, ed era qua ospite e faceva un po' il piacione con la nostra Frida. Al che disse, te sei ma io sono romano, cosa va a allenare? Le femmine. Dice Nicolò, dice, ma che mi importa? Come va con le ammucchiate? Tutto studiato a tavolino. Punizione quella da allenare. Ascolta, come va con le ammucchiate nelle... Quelle sono un po' più nel rugby, quindi... ok, quindi non c'entrano con... No, col football no, purtroppo. Ascolta, parliamo di questa squadra femminile, insomma, è nata di recente, vero? Sì, è stata fondata a settembre dello scorso anno, quando un po' di ragazze hanno pressato i propri mariti per dire proviamo a fondare una squadra femminile. Le ragazze hanno pressato... Sì, sono state loro, perché noi giustamente, sapendo cosa vuol dire avere una donna tutti i giorni in casa, vogliamo evitare di aversela anche al campo, invece poi dopo loro ci hanno un po' obbligato. Questa mi sembra una bruttissima frase. Non devi fare queste battute con Frida, che Dopo al favore. chiediamo alle ragazze. Sì, chiediamo ai mariti. Bene. I mariti giocano quindi delle ragazze? Buona parte sì, poi dopo è un perfetto. po' come, insomma, da cosa nasce cosa, Certo. hanno portato un'amica, una conoscente, una parente, Certo. allora hanno fondato così questa squadra. Adesso sono in 16 le ragazze. Un campionato di una femminile si gioca con 14, però... Pianto riserve, insomma. Sì, volendo, sono no? un po' poche per questo sport, però insomma... Certo. Ecco, ti chiedo adesso una magari cosa. ne prendiamo altre 3 che sono già No, a lì. tal proposito, io so che vuole. c'è Benedetta, Ilaria, perfetto. Proprio Avevo il addosso. 50%. Ascolta, che tu volevi fare una domanda a tal proposito? Io volevo fare una domanda alle ragazze, se era possibile. Certo. Volevo sapere per curiosità com'è il seguito di questo sport in Italia, essendo che sapevo che ci sono poche squadre femminili. Cioè, è seguito come sport? Chi è che risponde di voi? Com'è giocare in una la squadra prima. femminile? Sei già microfonata, perfetto. Ti chiami? Serena. Serena, perfetto. Ben arrivata. È seguito questo sport a livello femminile? C'è un seguito? Perché lei va solo dove c'è gente, quindi, No, se no non si però sporca, so che se sono no non si molto sta a famosi. sporcare le mani, non si sta a Sì, in sporcare le realtà mani. non sono tantissime le squadre femminili. Forse comunque lo sanno meglio loro esattamente il numero delle squadre femminili. Però insomma comunque non è un campionato pieno di squadre, insomma si contano, è vero? Sì, sono una dozzina. Una dozzina in tutto il circuito. le Sono squadre abbastanza? femminili,
Possono essere abbastanza? Sì, dai, Grazie. Perché lei aveva approcciato al football americano, quindi sai, però dopo non c'erano abbastanza donne, penso, e Avevo quindi iniziato a giocare a Riolo, Terme. e quindi è ma saltato eravamo il in discorso 5, squadre. quindi- Il regolamento è sempre lo stesso per quanto riguarda i maschi o è un pochino diverso? Diciamo che ci sono degli accorgimenti, perché comunque c'è un contatto fisico diverso tra la maschile e la femminile, è un contatto fisico Più forte con le femmine, si menano di brutto. Sì, non si possono tirare i capelli perché hanno il casco, ok. però no, ci sono delle regole dal ginocchio in su. Per quanto riguarda la femminile si può fare un placcaggio, mentre la maschile si può placcare fino alle caviglie. Quindi si può arrivare anche... Si può entrare ok, quindi perfetto, fino alle caviglie. perfetto, quindi. Ci sono piccoli accorgimenti, poi con il fatto che loro giocano a 7, quindi hai una tipologia di gioco un po' più ristretta rispetto Certo. a quello che è un campionato maschile. E la squadra femminile si allena sempre dove? A Faenza? Dove Sì, si ma in allena anche la giorni maschile? diversi dalla maschile. Per ora ci alleniamo ancora a Castel Bolognese, proprio in questi giorni siamo stati a fare una trattativa tra sindaco e assessore dello sport, stiamo cercando di trovare il modo di avere location un per campo loro. a Faenza, perché vogliamo iniziare anche il progetto bambini, che è molto importante, anche perché tra qualche anno noi ci facciamo vecchiotti. Ascolta Massimo, ti chiedo una cosa, questa qui cos'è? Divisa da G Robot, cos'è? Sì, più o meno sì, è quella che usa Robocop nel film, solo infatti che è l'abbiamo uguale. un po'... No, è un'armatura da football. Ma per donna o anche gli uomini? Questa è da uomo, perché uomo, comunque è un po' più ok, grande, ok, donna è sì. semplicemente un po' più piccola. Questa è una protezione Per il il collo. collo. E non tutte hanno quella tipologia di protezione, perché in base al ruolo si indossa un'armatura più o meno alta, più o meno... Certo. Io vorrei chiedere a Serena, Eccola, come hai deciso di avvicinarti a questo sport? Perché c'è tuo marito nella squadra maschile? È qua tuo marito? No. No, stasera non c'è. Però sì, Salutiamo. il mio compagno gioca, mi sono appassionata guardando lui. Certo che è Io uno sport- sono è tra uno sport quelle che importante ha un per po'... una donna, insomma, ci vuole, credo, molta forza, molta voglia anche di prenderle, penso, no? Sì, esatto. Ma anche di darle in campo, no? Sì. Meni un po', oppure... Sì, A casa potete chiedere a Federica. Com'è il rapporto col marito a casa? Tranquillo, Viene vi menate? picchiato costantemente dalla moglie. menato, insomma, chi è il marito lo salutiamo? Gianmarco. Gianmarco che gioca nei maschi, immagino. Nella maschile, Nella sì. maschile, benissimo. E da quanti anni tu ti occupi, cioè fai questa tipologia di attività? Da quanti anni sono? Mesi, giorni, ore? Devi Abbiamo ancora iniziato cominciare? tutte insieme Ok. a settembre. Quindi proprio siete all'inizio proprio della fase... Sì, sì, tutte allo stesso livello. Bello, tutte bello, pari. è affascinante. sì, insomma. Invece tu molto. ti chiami? Elisa. Elisa, brava Elisa, tu invece hai iniziato per motivi... Io ho iniziato così, ho detto, la Serena me ne aveva parlato e ho detto perché non provare? Quindi E non ho hai il provato. compagno che gioca... No. Gioca a bocce lui, quindi a casa tanta roba. Perché essendo vegana non la vuole nessuno. Quindi... Ah, è vegana? Beh, quindi attenzione che quando Le la placano si filosofie mette a di bruciare Nicolò. l'erba, si mette a bruciare l'erba nel Classico, prato, tiratela ma- via come le caprette. E beh, niente, quindi bello, ti entusiasma, quindi... Bello, mi fa Però bello, sei affascinante. minutina. Ma Cioè, fai quindi, pure. vabbè, è una domanda. Cosa c'entra? Ma tu torni a casa senza lividi, senza niente? No, Cioè, no, adesso- torno a casa con i lividi anch'io, come tutte, però ce la faccio. sei tranquilla, È la contenta? tecnica che È la conta. tecnica, perfetto. È la tecnica che conta, avete già sì. istruito. Complimenti allenatore, che squadra, E lo vedo molto carico, mi fa piacere perché... Io sono tranquillo. No, di solito il coach è quello che... l'urlo di guerra, invece ma No, che più ce che frega, altro no? lei Grazie, ha il Elisa. vantaggio che essendo così Salve. piccola può giocare Ciao, in football. Federica. Ciao. Anch'io ho cominciato come lei per Sì. colpa della Serena. Ah, è sempre lei allora. Esatto, è il nostro complimenti. fulcro. Bello, esatto. bello. Ha detto che c'era questa squadra femminile di football, ho detto proviamo, mi sono divertita, per cui... Fantastico, quindi facevate altri sport prima, no? Quindi Io ho proprio... giocato tanti anni a basket, Ah, beh, insomma, quindi contatto comunque fisico, esatto. contatto fisico c'era anche il basket. Poi insomma. avevo smesso, cercavo un altro sport simile, e quindi... Beh, fantastico, bello, Bello, mi piace. sì, davvero. Franco, tu giocheresti mai a football? Ma certo che alla mia età forse no. Porca miseria, tanta roba, si picchiano. Allora, questa Sertum finisce prima di farla finire negli anni del dopoguerra, è stata, diciamo, la moto anche per un periodo, diciamo, nel ventennio, Nel esatto. ventennio, esatto. Era la moto ufficiale del... Sì, e oserei dire che praticamente nel 1946 ha vinto 6 medaglie d'oro in Cecoslovacchia, Sì. per quanto concerne, diciamo così,
sempre la regolarità. Quindi Era sì. la squadra italiana d'eccellenza Certo. con la Moto Sertum. Fantastico. Molti non lo sapranno, però anche, diciamo così, prima della seconda guerra ha corso in Germania, anche in Germania, come si può vedere sui libri, si può vedere che ha vinto anche in Germania 4 medaglie d'oro, con sempre, diciamo così, un buono staff di motociclisti. Certo, certo. Ecco, qui vediamo la documentazione dell'epoca, perché anche questo qui è un volantino originale, perché c'è tutto il catalogo della Sertum, Sì, e sì. dove fa vedere le foto appunto dei balilla dell'epoca Sì, che sì, usavano la Moto Sertum. moto Sertum, e anche, tra l'altro, mi facevi notare i particolari, c'è un tipo di moto, non so il modello, mi dicevi poi Sì, l'altro giorno, sì. che è adibita anche per le donne dell'epoca e i preti, Sì, che aveva il sì. sellino Sì, basso. sì, ed è la famosa Batua, era una moto molto piccola, molto adatta alle donne, e gli ecclesiastici usavano questa moto perché, avendo la sottana, non impediva loro di salire sulla moto. salire sulla moto. Ecco, era una moto, diciamo così, molto importante in quell'epoca lì, voluta proprio dal costruttore per questa moto qua. E fece anche una moto per i paracadutisti, che Quella è veniva curiosissima. paracadutata in una cassa, Sì. e questa moto qui era chiamata Volugrafo, e l'hanno usata i paracadutisti della Folgore. Ecco, diciamo come l'hanno usata, perché questa, noi parliamo adesso, è facile dire, adesso le vanno in minimoto i ragazzini, primo regalo che si fa ai ragazzini, la minimoto, poi si spera che diventino tutti dei Valentino Rossi. A quell'epoca, seconda guerra mondiale, parliamo già di una minimoto. Di una minimoto, Perché che è questa era- stato, sì, certamente, è stato, diciamo così, per il periodo una moto, diciamo così, importante per quello che era anche la guerra, per quello che era tutto, perché era molto leggera, si poteva portare sulle spalle, e addirittura aveva anche un aggancio dietro che poteva trasportare un piccolo rimorchio per portare le munizioni oppure un passeggero. Pensate, quindi, piccola moto costruita all'epoca per muoversi velocemente sia Sì, nel sì, deserto, una che moto- tutto. Quindi veramente sì. io paragono un pochino la Sertum, questa casa motociclistica tra virgolette sfortunata, dobbiamo dire, a quello che è il marchio nell'automobile Lancia. Me la immagino così, tanta qualità destinata poi a Sì, finire destinata, come Lancia sì, in sé, non sì, siamo stati sì. adesso che fa parte di un altro gruppo, eccetera, però destinata a finire perché appunto insomma forse c'era troppa qualità, c'era troppo... Sì, il periodo proprio di chiusura è stato un periodo per tutte le case motociclistiche italiane un po' duro, che erano proprio gli anni del dopoguerra, gli anni dove non c'erano i soldi per poter comprare le moto, e appunto, diciamo così, questa casa che ebbe anche questa vicissitudine, perché aveva fatto moto militari per l'Argentina, e ci rimase in mezzo, è rimasta insomma, solo la possibilità di chiudere. Assolutamente. Beh, peccato, però abbiamo conosciuto sicuramente insomma, un'eccellenza dell'industria italiana, anche se un po' datata, però comunque un'eccellenza di quello che è l'industria motociclistica italiana. Quindi è bello avere, io sono rimasto entusiasta, per quello che l'ho avuto qua ospite io Franco, perché insomma quando mi ha parlato della sua collezione con l'entusiasmo veramente di un bambino, ho detto tu devi venire qua, insomma, a far conoscere a tutti quello che è, È appunto, affascinante. è affascinante, sì. Oggi veramente, però insomma. non tutti sanno quello che abbiamo so. presentato. Sì, quindi comunque insomma abbiamo dato un pochino di nome a questa casa motociclistica, insomma così importante. Bene, dicevo allenatore. Max. Come sono ste donne? No, non esteticamente, non esteticamente, che ti giri, gli casca L'abbiamo l'occhio attaccato. subito. Esatto, c'è il marito che fa football, ti appende. Quanti anni il marito? È più basso di lei. Ah, ok, quindi posso sbilanciarmi anch'io, dici. Quindi. No, come sono le donne? Come allenare le donne? Dillo Diverso. pure a loro, sai, perché così... È diverso rispetto a una maschile, perché cominciando praticamente da zero, quindi nessuna con esperienza precedente e così via, hai un lavoro dietro, tra virgolette, anche più bello a livello... Rispetto ai maschi il lavoro dietro delle donne è molto migliore, direi. Ah, no, proprio Questo a mi viene da livello, pensarlo, poi a io livello non so se- tecnico, perché Assolutamente. devi andare a rifare tutto quello che ormai con i ragazzi dai per scontato. Quindi ti mette quella sfida in più personalmente che con una maschile ti può mancare. Certo, è bella questa cosa, quindi un pochino ci si ringiovanisce un pochettino, giustamente. Io chiederei, i campionati come vanno? Allora, i campionati in questo momento
siamo a punteggio pieno. Nonostante le fatiche della prima partita, dovute un po' al fatto del cambio dello stile di gioco e così via, abbiamo fatto un po' più fatica a ingranare, ma comunque i risultati sono arrivati. Adesso, oltre ai risultati, arriva anche il gioco fatto come lo pretendiamo noi allenatori e quindi si vedono i frutti del lavoro tutto invernale. Ma è cattivo come allenatore? Perché così sembra buonissimo, insomma. Secondo me sono loro più cattive con lui. Sì, No? Si fa sentire? Si fa Sì, sentire. si fa sentire. Perché di solito quando sono così che sembrano un po', però sotto si scatenano poi... No, però il bello di questo sport è che comunque l'allenatore è come se è un dio, nel senso che quello che lui dice si fa, punto e basta. C'è rispetto, altrimenti certo. flessioni a terra, tutta quanta la squadra. Quindi il bello di questo se sport anche uno, è che se sbaglia il singolo, tutta la squadra, anche chi era dall'altra parte del campo a bere l'acqua, giù flessioni. Anche l'altra volta l'avevamo detto questo con l'allenatore, il vostro È uno allenatore. sport di squadra, quindi vince la squadra, perde la squadra e si punisce la squadra. flessioni tutta la squadra. Maurizio, facciamo parlare? Quando perdete fanno flessioni, no? No, quando perdiamo, speriamo quest'anno mai. Noi portiamo fortuna alle squadre sportive, sì. tutte quelle che vengono qua da noi comunque hanno degli ottimissimi risultati, quindi... Sì, non ci possiamo lamentare. Maurizio, facciamo Sì, hai anche fretta, parlare devi degli andare in bagno. omini? No, No, perché vedo che sono lì che fremono, che vogliono parlare. C'è un'altra cosa, tu so che sei gemellato con una squadra di Bologna, Sì, più che gemellato è una collaborazione che abbiamo. Sì. E infatti molte ragazze sono andate in questa squadra di Bologna, la squadra femminile, no, è un cane, passava di lì. No, era un cagnolino. No, oppure che si arrabbiano, io ce l'ho dietro, mi viene ammazzata. No. Okay. E il 1° maggio faranno la prima partita di campionato con questa squadra. E, poi ci sono altre date, la prima è proprio il 1° maggio, la seconda dovrebbe essere il 15 di maggio e vediamo un po'. Sicuramente hanno già un'ottima base, perché la squadra delle Neptunes di Bologna Neptunes, ricordiamo, sì. È già ben formata, è il 3° anno che giocano tutte quante insieme. Hanno avuto qualche innesto da parte delle nostre ragazze e insomma speriamo che vada tutto a buon fine. Bene. Dai, in bocca al lupo ragazzi, abbiamo si è sentato un attimo per un bicchierino d'acqua Sara, Serena. Io credo che coi nomi proprio... No, io faccio tutte le pompacce. È vero Filippo? Sì, più o meno quello. Conosciamo invece la squadra dei maschi, riconosciamo la squadra dei maschi, vero Frida? Sei più contenta? Ormai non abbiamo più un gelato. Ce l'ho io il gelato. Ce l'hai, bene. Io sono autogelato Sì, munito. volevo salutare i ragazzi, ben arrivati. Perfetto, tu ti chiami? Davide e... Carlo. Davide e Carlo, io sono già più cazzuti, hanno già più la faccia dei football. Come si chiama in gergo il giocatore di football? Futbolista, football rocker? Footballer, sì, così, footballer. Credo. Ok. Da quanti anni tu giochi? Io ho cominciato a settembre di fatto. Di quest'anno? Sì. Ok, perfetto. Anche Quindi se... tu non eri presente l'altra volta? Quindi No, l'altra volta no. Una new entry. quindi sono 6-7 mesi più o meno. Come ti sei avvicinato a questo sport qui Ma all'inizio me ne aveva parlato un mio amico che era andato in America un anno. Avesse parlato la... No, che però gioca a basket lui. E poi dopo un altro mio amico mi ha convinto a provare e alla fine mi è piaciuto. Ok, perfetto, grandioso. E lui l'altro amico. L'altro amico, una montagna, che lui era già con noi l'altra volta, me lo ricordo benissimo. Io gioco da un po' più di tempo, sono 15 anni. 15 anni, che giochi a football Sì. tu, quindi sei stato uno dei primi a portare il football qua da noi, immagino, vero? Assieme a Franco Villa, insomma. No, uno dei primi no, Franco Villa è una specie di dinosauro del football. Sì, no, che salutiamo noi che era qua l'altra volta, stasera non è potuto essere con noi. No, poi si arrabbia, ma c'è. Esatto. E tu invece continui a giocare in perterrito, Sì, forse ti perché piace sono... ancora, quindi ti massacri in campo con Sì, tutti, ma questo, è per adrenalina esempio. pura. Guarda che meraviglia. Perché poi sono una sorta di trofei far vedere le dita bellissimo. spaccate, tutti, quindi, bello, Ne vanno fieri, sì. Certo. Il campionato l'anno scorso come è andato con i maschietti? Molto bene, siamo arrivati ai quarti di finale. No, semifinale dei playoff. Playoff, abbiamo trovato una squadra che poi era nettamente più forte di noi, quindi ci ha battuto. Però era il primo anno e quindi di conseguenza. Dai, allora, più che bene. dammi i contatti per chi vuole insomma, avvicinarsi a questo sport, vero? Perché è importante, cioè, è giusto insomma, cominciare a coltivare da piccoli la passione per il football americano. Il contatto è su Facebook. Scusa, ti interrompo, è diverso dal football americano quello che vediamo in TV in America o è molto simile, ci sono dei nessi? Ma noi siamo un po' avanti rispetto a loro. Addirittura? No, da bravi italiani. Fondamentalmente... Magari l'hanno inventato loro ma noi li abbiamo passati. Fondamentalmente la differenza principale
vale che loro giocano a 11 mentre noi abbiamo un campionato a 9. Ah, ok. E quindi? Però E loro insomma inseriscono il football americano già dalla scuola materna, ecco, quindi vedi, un ragazzo che mangia pane e football per 20 anni, arrivi a 20 anni che sei al top della forma fisica e Quindi sei un animale da campo. sei un animale da campo e insomma È diverso, è una sì. piccola differenza Certo. rispetto a noi. Noi Bene. siamo fossilizzati sul calcio, ma Arriveremo Dai, anche, dai. arriverete, sì, sì, Infatti, sì. ricordiamo allora, I Faenza contatti? Broncos per quanto riguarda la squadra maschile e le Romagnole per quanto riguarda la squadra femminile. Perfetto, mentre Franco Vega e Matteo Vega, i nostri amici di San Lazzaro della Italstamp, nonché collezionisti della Sertum, moto d'epoca straordinaria, un'eccellenza del nostro patrimonio italiano, vogliamo dare il vostro sito internet anche insomma, per dare le informazioni, prego Matteo. Certo, abbiamo un sito internet, è www.italstamp.com, siamo disponibili a tutto. Disponibili a sì. tutto quanto, certo. Tra l'altro vi trasferirete, cioè vi allargherete. Sì, abbiamo State un anche allargando, progetto quindi certo. che abbiamo già iniziato, ci stiamo ingrandendo, abbiamo acquistato un edificio di fianco al nostro e Perfetto, abbiamo... per mettere naturalmente altre moto, perché il papà sa, secondo me vuole spererei di no, Aumentare la però non si sa collezione. mai. Bene, Grazie, per essere in stati bocca al lupo. con Grazie a noi, voi, tutti, grazie a potete voi. restare. Grazie, Ragazzi, grazie. è mancata Francesca. Serena. Serena, è mancata Federica, sta bevendo un pochino d'acqua, forse era un po' un calo di zuccheri. Bene ragazzi, avete un inno di guerra, di battaglia da fare, ce l'avete? Un innino, fate un innino. Un innino. Un innino, Fatelo. com'è, dai, forte, in due, via, veloce, Dai. via, date la mano, eccole qua, guardate che meraviglia, incazzutissime. Pronti? Sono incazzutissime? 1, 2, 3, Keika! Cake. Questo anche qui noi abbiamo superato gli americani con cake, va bene? Allora Voi ci cake vi è vediamo. chiaro, vero? Capiamo benissimo cake cosa vuol dire? Mauri, ricordiamo, giovedì prossimo, mi raccomando, tutte le puntate, canale 17, canale 90 e YouTube le repliche. Perfetto, e se ricordiamo Grazie. le nostre puntate, grazie Frido, un bacione a te e a tutte quante, mi avvicino di qua, mi metto qua vicino perché per par condicio, se no poi dopo sono un po' geloso anch'io di loro. Ragazzi, adesso invece facciamo... Where did our love go? alla faccia. Delle Supreme. Delle Supreme, tutta roba naturalmente famosissima, pezzo recentissima, fatto benissimo con le semicrome. Noi vi salutiamo, ci vediamo la prossima settimana, sempre con loro tre e naturalmente c'è anche tutti i nostri ospiti fissi, il duo De Basta Boppi, uno se ce la fa, vai con la musica! Baby, baby, don't leave me. Ooh, please don't leave me all by myself. I've got this burning, burning yearning feeling inside me. Ooh, deep inside me, and it hurts so bad. You came into my heart, baby, baby, so tenderly, with a burning love, baby, baby, that stings like a bee, baby, baby. Ooh, baby, now that I surrender, baby, baby, so helplessly. Oh, you wanna leave me, baby, baby. Oh, you wanna leave me, baby, baby. Ooh, baby, 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 baby. Where did our love go? Ooh, don't you want me, baby? Don't you want me no more? Baby, baby. Ooh, baby, baby. Baby, where did our love go? I know your promises, baby, of our love forevermore. Baby, ooh, I've got this burning, burning yearning feeling inside me, oh, deep inside me, baby, and it turns so bad, baby, ooh, before you won my heart, baby. You were a perfect guy, but now that you got me, baby, you wanna leave me behind. Baby, baby, ooh, baby, 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 baby.